Era stato arrestato nell'ambito dell'operazione San Giorgio dai suoi colleghi poliziotti Bruno Doldo. Nell'inchiesta da intercettazioni ambientali è emerso che la cosca Caridi imponeva il pizzo ad alcune imprese edili in quartieri di Reggio. Il poliziotto è accusato di aver informato Domenico Condemi, arrestato nei mesi scorsi, della presenza di microspie all'interno della sua auto. La squadra mobile ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare anche a Giuseppe Caridi, capo indiscusso della cosca, e ad Antonino Caridi, che impartiva direttiva agli affiliati dal carcere. Umbriatico, un paese in provincia di Crotone di 973 abitanti in una superficie di 72,6 km², è il classico piccolo comune con una chiesa, un forno e un medico. Da qualche tempo però gli umbriaticesi non hanno neanche un medico e per questo stamattina sono scesi a Crotone con 2 pullman nella sede dell'azienda sanitaria provinciale a chiedere ragioni al direttore generale Antonio Rocconostro. L'ospedale di Crotone è finito nuovamente nell'occhio del circuito mediatico nazionale. Ad occuparsene questa volta è stata la nota trasmissione di Rai 1 Domenica In, nello spazio dedicato all'Arena, condotta da Massimo Giletti. Attraverso un filmato registrato con una telecamera nascosta è stata documentata la difficile situazione dei pazienti nel pronto soccorso del San Giovanni di Dio. C'è da dire però che spesso la situazione è generata dagli stessi pazienti, che non sempre rispettano la priorità dei codici assegnati loro in entrata. Conferenza stampa oggi a Catanzaro dell'assessore regionale al lavoro e dalle politiche sociali Francesca Antonio Stillitani per presentare un bando che prevede la realizzazione di centri di aggregazione per anziani in Calabria. L'avviso è finanziato con 5 milioni di euro nell'ambito del Porfes Calabria 2007-2013 e prevede 2 diverse tipologie di intervento: la realizzazione di nuovi centri diurni per anziani ed il potenziamento e la riqualificazione dei centri per anziani già esistenti. L'idea, ha detto Stillitani, è quella di creare uno spazio dove gli anziani possano ritrovarsi insieme trascorrendo la giornata o alcune ore in compagnia.